Allora Ugagiollo, adesso a lei la parola, perché abbiamo anche il discorso di queste benedette cifre che sono importanti per le famiglie, per chi deve sostenerle, che un po' sono in aumento. C'è anche un contributo da parte della regione, sappiamo, però c'è sempre una parte che va pagata dal cittadino, dall'ospite. Sì, in qualsiasi struttura, in qualsiasi centro di servizio, sia pubblico sia privato, chi è ospite ha due quote, una è considerata la quota sanitaria di cui ha parlato Ivana fino adesso e l'altra è la cosiddetta quota alberghiera. In realtà nella definizione generale dovrebbero più o meno corrispondere le due quote. Abbiamo detto che quella sanitaria è di 1.560 euro al mese. Non è altrettanto vero che la cifra ha questo valore per quanto riguarda la quota alberghiera, perché molto spesso si va oltre e noi abbiamo dei dati che ci dicono che insomma si va dai 1.600 ai 2.400 euro mensili per quanto riguarda la quota alberghiera. Qua nascono due problemi che noi stiamo ponendo. Il primo, stanno aumentando le rette. Il segnale che abbiamo da parte sia degli anziani che si rivolgono a noi, sia delle nostre leghe dei pensionati e sia anche da parte degli stessi enti o associazioni che rappresentano le case di riposo, ci dicono che tra l'aumento dei costi energetici, tra l'aumento dato all'inflazione per quanto riguarda tutti gli altri costi, in realtà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 c'è un rischio di aumento serio di quelle che sono le quote che ogni singolo utente dovrà pagare, e questo è un problema. Dall'altro noi abbiamo chiesto alla Regione di rivedere sia nel numero ma anche nella cifra le impegnative di residenzialità, perché per venire incontro alle famiglie che già devono sborsare una quota importante è evidente, insomma, bisognerebbe aumentare il valore delle impegnative di residenzialità. Ivana diceva prima, qualche tempo fa, con una legge si è passati da due valori di quote di residenzialità a uno solo. In questo caso noi abbiamo criticato fin dall'inizio quella operazione, perché in realtà è vero che si aumentava la quota più bassa, ma si diminuiva quella più alta. Prima aveva un valore di 56 euro al giorno, adesso ha un valore di 52. Quindi in qualche maniera, almeno per tutti quelli che entravano nelle case di riposo dopo questa delibera, allora bisognerebbe andare a rivedere il valore di queste impegnative di residenzialità, aggiornandole rispetto a quello che è stato e che è l'aumento dei costi. Dall'altro il tema anche dei stessi posti. Perché in questi anni in realtà è aumentata di molto la popolazione anziana. In realtà con l'aumento della popolazione anziana, per fortuna per l'aumento della popolazione anziana, ma è aumentato anche il livello delle non autosufficienze. E quindi probabilmente quei 30.000 posti che abbiamo visto, 31.000 posti che abbiamo visto non sono più sufficienti. Tanto è vero che è esperienza giornaliera il fatto che, contrariamente a quello che succedeva nell'epoca pandemica, oggi hanno ricominciato ad esserci le liste d'attesa e quindi la necessità di aspettare magari tempi anche lunghi per entrare, oppure farsi carico totalmente della spesa appunto per entrare. E quindi questi due punti sono per noi assolutamente fondamentali. La seconda è, da questo punto di vista, noi diciamo che
su questo tema sarebbe necessario che la Regione avesse un confronto con i vari interlocutori che si occupano dei centri di servizio, quindi certamente con chi sta nel settore, quindi con le associazioni che rappresentano le case di riposo, ma anche con le organizzazioni sindacali che rappresentano da un lato i pensionati e dall'altro i lavoratori. Sapendo che anche qua c'è un problema serio, così come nel settore sanitario, anche in questo settore c'è una forte carenza di personale professionale per questi servizi. Tra l'altro sono anche servizi in cui il personale viene poco gratificato dal punto di vista economico ed è poco gratificato anche dal punto di vista dell'immagine sociale, quando invece questo è uno dei terreni in cui davvero le persone in una condizione di particolare fragilità, perché ricordiamoci che chi entra in questi centri di servizio molto spesso ha patologie molto pesanti e una fragilità molto, molto ampia, ha bisogno di avere dei servizi di alta qualità, e da questo punto di vista anche i lavoratori dovrebbero essere riconosciuti per quello che pongono, sia dal punto di vista umano e sia dal punto di vista professionale. Allora, vediamo anche rapidamente, chiedo alla regia le slide, cosa chiede il sindacato a livello unitario. Rapidamente facciamo una scorsa in modo da far capire qual è la situazione. Vediamole qua insieme. Introdurre per i redditi più alti l'addizionale regionale. Questo per i redditi in aumento, appunto, l'abbiamo visto. Questo lo vorrei dire per ultimo, perché serve... Procediamo. Sì. Allora, dare un'accelerata, ho detto prima, ai tavoli di confronto fra organizzazioni sindacali e regione. Io direi una cosa addirittura in più, avere un tavolo specifico, perché è vero che come confederazioni noi abbiamo dei tavoli in cui parliamo di tutti i servizi socio-sanitari della Regione del Veneto, al di là del giudizio che possiamo dare sul fatto se sono produttivi o non sono produttivi, ma io credo che un tema di questo tipo così importante richiederebbe un tavolo a sé stante, appunto, tra tutti i soggetti. Aumentare il numero delle impegnative di residenzialità, l'ho detto prima, non solo bisognerebbe portarlo al 100% di chi ha diritto, perché se io faccio tutta la procedura che ha detto la Ivana e emerge dalla scheda Svama che sono in una condizione con una percentuale estremamente alta, non si capisce perché nonostante questo non posso avere l'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità. Aumentare i posti riservati. Allora, c'è da questo punto di vista poi io ho altri due problemi. Uno, l'ho detto prima, dovremmo rivedere la necessità complessiva di posti nei centri di servizio. Su questo è vero che c'è un problema, perché negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, è aumentato di molto il peso delle strutture private mentre le strutture pubbliche sono rimaste un po' al palo. Andrebbero riviste le norme, bisognerebbe fare quella famosa riforma delle IPAB che doveva essere fatta 20 anni fa e che non abbiamo ancora fatto in Veneto, ma bisogna anche aumentare i posti riservati ad alcune patologie specifiche, che sono l'Alzheimer, gli stati vegetativi permanenti e le SLA. Siamo arrivati al termine. Battuta finale, cos'altro chiedete? Battuta finale, è chiaro che tutto questo richiede un aumento delle risorse che la Regione mette a disposizione.
Qualcosa è stato fatto? O la Regione li tira fuori dentro le pieghe del proprio bilancio, e quello che ha fatto ultimamente secondo noi, ma non solo secondo noi, non è sufficiente, oppure decide di fare l'operazione che da tempo chiediamo, e cioè quella di istituire una addizionale IRPEF sugli alti redditi, non sui redditi medio-bassi, ma sugli alti redditi. Il Veneto è una delle poche regioni che non ce l'ha, e questo purtroppo poi lo pagano tutte le famiglie del Veneto. Grazie Ugo Giollo, grazie a Ivana Fogo di aver cercato di semplificare il più possibile questo percorso, che comunque è abbastanza complesso, ci rendiamo conto. Riascoltate la trasmissione, quindi a chi fosse interessato, per vedere i vari step e poi soprattutto la soluzione, a un certo punto rivolgersi a un centro dello SPCGL, dove si possono avere tutti i suggerimenti per non perdere delle opportunità di supporto e di aiuto per far entrare il proprio caro, il proprio familiare o se stessi in una struttura quando questo diventa necessario, a volte addirittura indispensabile. Grazie di essere stati qui con noi, grazie ai telespettatori di averci seguito, noi ci vediamo presto. Grazie a voi.